Allora, eccoci qua. Buon pomeriggio dal vostro amico Cleo. Anche quest'oggi diamo inizio a una nuova live. In diretta live contemporaneamente anche su YouTube, quindi chi vuole vedermi su YouTube può andare su YouTube al mio canale Il Maestro Cleo. Numero di telefono per questa live è sempre lo stesso: 345 630 81 72. Mettete il seguo perché è importante. Pronto? Pronto? Sì, Salve il maestro Cleo? sono io, salve. Salve, le volevo fare una domanda. Mi dica, signora. Deborah, 6988, se avrò una gravidanza nell'anno. Vediamo cosa dicono le carte. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok. Le carte mi danno risultato positivo, però attenzione, io non sono un medico, dico sempre, quando mi fate queste domande non prendete in pieno la mia risposta. Sono stato chiaro? Sì, che cosa mi vuoi dire, però non sto riuscendo a capire, maestro Cleo. Allora, a me le carte mi danno che lei in corso di quest'anno avrà un bebè, però siccome non sono un medico, la mia risposta non è garantita. Ok. Sono stato chiaro? Sì. Perché Adesso sì. non sono un medico. Sì, no, questo lo sapevo, voglio dire. Ecco. Però mi sono affidata perché comunque so che lei è anche Lo so, però siccome mi è vietato vedere certe cose ed è giusto che io ti dico le cose come stanno. Sì, è vero. È come andare dal medico e vai via a dire: dottor, mi fate una sfogliata di carte. Sì. Chi le pigliette caccia fuori? È vero. Bene. Ok? Sì, ti ringrazio mille, grazie mille. Buon pomeriggio. Grazie. Prego. Allora, 345 630 81 72 per parlare con me. Ringraziamo a tutti coloro che mettono il mi piace, i cuoricini, quindi un ringraziamento speciale a tutti quelli che mettono il cuoricino. Arriviamo come ogni giorno a 10.000 cuoricini, vediamo un po' se mi date un aiuto. Pronto? Pronto? Sì? Salve, ho preso il numero dalla live. Prego, volevo fare una domanda. Prego. Senta, io sono in casa famiglia con i miei bimbi praticamente. Sì. Volevo capire se entro luglio riescono a tornare a casa. Sicuramente, andiamo a vedere. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Io sono Rosa, 26/12/2001. Fermami quando vuoi. Stop.
Sì, sto qua, un attimo solo. Sì. Allora, Rosa, ascoltami bene, ci sono buone speranze, però io dico sempre che nella vita tutti possiamo sbagliare, quindi tu riprenditi la tua vita in mano, perché la vita è bella, capito? Sì. Sì. La vita è bella e va vissuta nel modo giusto, quindi cerchi di rientrare nel tuo subconscio. Io dico che ce la farai ad uscirne fuori, ma impegnati un po' di più, Va bene, ok? va bene, grazie mille. Un bacio, ciao. Salve. Certe cose mi fanno male il cuore, veramente mi fanno male il cuore. Non è... La vita è così bella, perché rovinarvela? Allora mettete il mi piace, tap 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 tutti uniti e mettete il seguo, è importante perché tutti i miei follower ogni sera verranno aiutati dal gruppo di preghiera che io ne faccio capo. Sono il presidente di questo gruppo di preghiere e tutte le sere alle ore 22, pregano per tutti quelli che ne sentono il bisogno. Quindi sarete aiutati tutte le sere dal mio gruppo di preghiera, quindi sarete aiutati spiritualmente. Ecco perché dico mettete il seguo, perché sarete protetti, aiutati spiritualmente da chi è di dovere. Ok? Allora, 345 630 81 72 per chi desidera parlare con me. Un abbraccio anche per voi tutti di YouTube che mi seguite e andiamo a salutare un primo commento su YouTube, Francesco Magro. Buon pomeriggio caro maestro, buona diretta. Grazie Francesco, buona giornata anche a te. Quindi salutiamo l'amico che mi segue da YouTube. Pronto? Pronto il maestro? Salve, abbassi il volume del telefonino, grazie. Mi dica. Vorrei sapere un po' sul lavoro di mio marito. Lavoro? Sì, Se andrà bene? sì, dovrebbe cambiare lavoro, se andrà bene. Quanti anni ha tuo marito? Che segno è? È Leone, dovrebbe fare 42 anni. Perfetto. Fermami quando vuoi. Adesso. Grazie. Stop. Sì, un attimo solo. Mi esce la carta del trionfo ed fortuna e aiuto da parte di alcune persone o di una persona che gli deve dare questo aiuto. Va bene, grazie. Auguri. Grazie mille. Prego. Buon lavoro. Grazie. Vedete, questa è una live di tranquillità, di positività, perché io emano positività. Chi sono io? Potete andarlo a vedere sul mio canale YouTube, il Santone di Avella. Andate a visitare il mio canale. Su YouTube scrivete il Santone di Avella e vedete cosa esce fuori. E lì finalmente potete capire chi sono io. Se no è impossibile, non potete mai capire.
Allora, il mio numero lo potete trovare sul mio profilo TikTok, trovate il link, cliccateci sopra, si apre il mio forum con il mio numero di telefono, però io lo dico ogni tanto, è 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72. Allora, voi che seguite questo mio profilo TikTok e anche YouTube, su YouTube io carico ogni settimana, una volta a settimana, vado a caricare il video dell'oroscopo settimanale, così come faccio anche su TikTok. Solo che su TikTok ogni mattina, la novità è che ogni mattina io pubblico la preghiera del giorno, che serve per aiutare un po' ai casi un po' disperati, perché è un periodo un po' nero per tutti e quindi io attraverso la preghiera, attraverso il buon senso, cerco di tenere un po' su moralmente le persone che si trovano in difficoltà. Ecco perché io dico sempre mettete il seguo, perché ha importanza veramente, perché attraverso il mi piace voi riceverete la notifica di una mia nuova live, se io vado a caricare il nuovo video della preghiera, quindi voi rimarrete aggiornati man mano durante il corso della giornata. Allora, 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare con me in questa live. Solo telefonando potete avere una risposta alla vostra domanda. Allora, tap, 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 tap. Pronto? Pronto? Sì, salve. Salve, buonasera. Mi Scusate, volevo fare una domanda. Prego. Mi chiamo Anna 88 Sì, e sono della Bilancia. sì. Volevo sapere su mio marito Mhm. Francesco 88, pure lui Bilancia, Sì. se mi lascerà, se il nostro matrimonio finirà. Vediamo subito. Fermami quando vuoi. Basta? Ok. Un attimo solo. Sì. No, a sopportare ancora. Ah? Lo devi ancora sopportare. Ok. Non vedo la fine. Ciò vuol dire che lo devi ancora sopportare. Capito. Ok, la ringrazio. Ciao, Buona stammi serata. bene, arrivederci. Allora, linee libere 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo. Allora, io non chiedo donazione, non sto a chiedere assolutamente niente, è del tutto gratuito. Però in cambio fate tap tap, passatevi la mano per la coscienza, se me lo merito mettete il mi piace.
Se siete umani, però, attenzione, se siete umani, allora sì, penso che lo siate. Poi, punto interrogativo. Vedo che l'umanità sta per finire, quindi perciò mi faccio la domanda. Pronto? Abbassi il volume del telefonino. Pronto? Sì, deve abbassare il volume. È un attimino che lo tolgo. Un attimino che non, è la prima volta che chiamo perché ho dei problemi un pochettino delicati. Allora, amici miei, dai cinesi costa €1 la cuffietta per il telefonino. Cosa c'è, cinesi? Costa €1 dai cinesi la cuffietta. Mettete la cuffietta quando chiamate. Lo so, però costa €1, costa, non costa. Magari per il tempo, Ho capito, però vedete che succede? Si fa solamente un fracasso inutilmente. Allora, sì, come infatti ho dovuto spegnere un pochettino perché sennò non riuscivo, neanche perché ho preso la linea. Allora, mi dica, grazie, mi dica. Io ho un po' di problemi in famiglia perché mio marito va e viene di casa. Trovate l'albergo? Va, viene, se ne va, ritorna. Ha trovato Insomma, l'albergo? È una cosa così. È l'ha preso per l'albergo, però io, visto che abbiamo fatto tanti anni di matrimonio con lui, non lo so, sono proprio fissata sempre con lui. Sono fissata con lui, perché lui poi ritorna, però poi scappa, non so che con la testa, perché ha pure dei problemi fisici un pochettino, ma non dei problemi, ha un po' di problemi così. Io ho una figlia con 2 bambini piccolini, insomma, ci sono un po' di problemi, ma quelli lasciamo stare. Poi una volta io sono andata pure da un mago e mi ha preso un po' di soldi. Signora, allora, pronto? Vostro marito. Adesso mi sono detta la preghiera un pochettino. Perché... Ok, questo mi fa piacere. Però la malattia di suo marito, mi perdoni, suo marito quando va via, dove va? Perché io veramente ho sbagliato sempre, io pure. Ho sbagliato, poi mi devo prendere pure le mie colpe. Perché? Ma non è che ho sbagliato di mandarlo sempre via, gelosia, l'ho mandato sempre via di casa. Sempre, non so come ha resistito lui. Poi è stata mancanza che l'ho mandato via e poi non è ritornato, è stato dalla mamma. No, dalla mamma, perché la mamma le vuole bene, che sua mamma voleva che stavano insieme. Però lui poi ha preso il possesso di stare da sua mamma e qui veniva di nascosto qui. Di nascosto veniva qui, stava qui, veniva sempre di nascosto. Allora, però veniva a casa mia. Però non è che non c'era niente. Mangiava, cenava e se ne andava. Adesso come stanno? Adesso per l'ennesima volta ci ho litigato ancora di brutto. Ci ho litigato di nuovo. Allora, signor, gentilmente, quanti anni c'hai, che segno sei? Vediamo un po' come stanno le cose. Io le mie dati, Londino Antonietta. Nato del 12/5/63. Mentre lui? Sono del Toro. E Roberto Rosario, che proprio sono un po' agitata perché non pensavo che prendevo la linea. E Rosario è nato a febbraio il 64. Ok, un attimo solo. Mi fermi quando lo desidera. Io non pensavo che prendevo la linea, non lo proprio. Mi fermi quando vuole, signora. Sì, può fermarla ormai. Ok, un attimo solo. Un attimo. Sì. Ho dovuto spegnere il telefonino, se no c'era troppo casino.
Lui è della data 14/1/64. L'ho capito. Allora, le carte... È del Capricorno. Mi stia a sentire. Allora, Sì. bisogna che vi diate una calmata tutte e due. Perché dico questo? C'è troppa gelosia, Questo è garantito. È uno, garantito. Poi c'è troppo caos, parlate troppo a voce alta tra di voi, litigi continui. Sì, ho capito, e ti devi dare una calmata pure tu, se no questa situazione andrà a finire, devi darti una calmata. Pensa che qua si muore. La vita, la vita è breve per tutti, quindi ce la dobbiamo godere. Quindi è inutile che alla tua età fai ancora la gelosa e alla tua età alzi ancora la voce con tuo marito e tutto il resto appresso. Rovini solamente il tuo matrimonio. Tutto qua. Come infatti lo vado cercando tutti i Ti giorni. devi calmare e non ti fa mangiare i soldi da nessun mago, non farti mangiare i soldi dai maghi. Neanche ha voluto 300 euro e non mi ha neanche risposto, non mi vuole neanche, certe volte non mi risponde neanche. Io ve lo dico proprio. Quando non c'è niente è inutile che spendete i soldi. Perché vedo che mi si avvicina e poi me la allontana di nuovo, sembra. Che poi di nuovo io devo chiamare a lui per avvicinarmelo. Con 300 euro, cioè voi... Lui mi ha chiesto 500 euro. Signor, ma l'avete... Però non vedo le cose, vedo che si avvicina, però lui se ne va di nuovo. Fanno bene, signora, fanno bene, andate dai maghi, fate bene, fatevi rubare i soldi. No, non sono, io mi sono, come vi posso dire, mi sono sfogata con qualcuno che posso parlare, mi sono sfogata che mi dà una risposta più... E io vi ho dato una risposta consistente. Io ho pensato, non è che c'è qualche altra donna, lui c'ha dei problemi. Non c'è l'unico problema sei tu, ti devi calmare tu. Non mi fa proprio niente, fatti rubare i soldi da qualcun altro. Allora non dobbiamo fare proprio niente. Tu ti devi calmare. Vai dal psicologo, raccontagli la tua storia e vedrai che il psicologo ti aiuterà. Tutto qua. Questa è la mia risposta. Sì, hai ragione. Un bacio. Perché lui mi vede così nervosa, non nervosa, perché io magari pure che lo vedo che fa un aperitivo con una ragazza, con una signora che va al mare, perché lui c'ha un lavoro che lavora tantissimo. Ti ho dato il consiglio, gioia mia. E cosa devo fare? Fatti aiutare dal psicologo. No. Ma se lui non c'è a casa, adesso non c'è a casa. Ma non c'è a casa. No, mi è scappato di nuovo. Non sta a casa per stare, grazie di Dio, per non litigare con te continuamente. Quindi... Sì, ma però se io mi consolo che sono ragionevole, non è che sono pazza, non sono, perché... Ma qua nessuno sta a dire... Però sono fissata con la mia gelosia, questo sì. E perciò ti devi far aiutare... E poi lui non può avere neanche tanti rapporti, proprio, non può avere neanche questi perciò ti devi far aiutare da un psicologo, tutto qua. E se lui se n'è andato adesso così, cosa devo fare pure io? Devi stare calma, mettiti da parte, lascialo stare, vedrai che lui, non chiamarlo, rovini ancora di più le cose, vedrai che lui quando si è calmato tornerà da te. Io prego, ogni tanto prego con una signora, ogni tanto facciamo delle preghiere. La preghiera aiuta a stare bene con se stessa e con gli altri tranquillamente, ma non guarisce del tutto la psichica delle persone. Perciò fatti aiutare da un psicologo. Sì, però lui non lo vede, pure lui è agitato, così agitato. La sua agitazione sei tu. Buona giornata, arrivederci. Grazie, e grazie mille. Prego. Ogni tanto posso chiamare, se posso mandare qualche offerta. Quando vuoi, non ci sono problemi. Va
vabbè, grazie, Ciao, grazie. ciao, Il numero adesso ce l'ho, grazie, arrivederci. io cerco di dare buoni consigli a tutti, poi volete farvi fregare i soldi, chiamate a chi volete voi. Io se prendo una lira la prendo perché me la merito e perché faccio un lavoro. Poi gli altri fate quello che volete. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Senta, io sono un po' in dubbio sulla mia attività lavorativa, quindi volevo chiedere... Lavori in proprio? No, sono un dipendente, quindi volevo chiedere come andrà. Se ci sarà prosieguo praticamente. Sì. Quanti anni tieni, che segno sei per piacere? 22, vergine. Vediamo. Fermami quando vuoi, grazie. Stop. Ok. Allora, andiamo a salutare ancora una volta l'amico Francesco che dice: lei è una persona onesta, un grande signore. Ti ringrazio Francesco, sono semplicemente umano e come buon umano penso la morte una volta al giorno, e chi pensa alla morte sta in pace con se stesso e con gli altri, perché prima o poi tutti ce ne andiamo alla masseria del silenzio che è del cimitero. Questo lo dovrebbero pensare un po' tante persone. Senti, allora, la tua è solo uno stato di agitazione, perché fai i cattivi pensieri, perché hai fatto tanto per, diciamo, per crearti, diciamo così, e la tua paura è di rimanere senza. Sì. Io ti dico che mi esce la carta della fortuna che sta qui, e la carta della partenza sta a indicare che tu andrai a migliorare e non a peggiorare. Va bene. Quindi quello che ti dico te lo metto per iscritto. Stai tranquillo. Va bene, maestro. È di grande aiuto, insomma. No, ma figurati, pensi che dietro ogni mio consulto ci sono 43 anni di esperienza. Ho detto tutto. Va bene, maestro. Arrivederci. Prego, arrivederci. Buona serata. Allora, la mia live non è a scopo di prendere follower. Non sono uno di quelli che stanno su TikTok a fare le carte come vengono. La mia live sono anni di esperienza del mondo della TV e del mondo dell'occulto. Non tutti sì, un attimo, non tutti i veggenti sensitivi vedete a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Sky. Questo è un lungo cammino di esperienza e di tanti sacrifici. Pronto? Pronto? Mi dica, signora. No, sono un ragazzo di scusami, ti avevo preso per una donna, la voce femminile. Quanti anni tieni? Vediamo prima. 20. Ah, ecco, dimmi. Vorrei sapere se ci sarà un lavoro in futuro. Se ci sarà? Lavoro nel futuro. Questa è una domanda da $100.000. Mannaggia il lavoro, mannaggia, come si deve fare? Guardate che è diventato proprio è massacrante veramente. Allora, fermami quando vuoi. No.
anche col lavoro. Io oggi parlavo in famiglia e dicevo che ho pagato di corrente una bolletta, prima pagavo 235 e 240, oggi ho pagato 456 euro di Enel. Mo mi faccio la domanda, scusami un attimo, mi faccio la domanda, uno che prende di mensilità 1.300, 1.400, pure 1.500 al mese, c'ha un affitto da pagare, c'ha una macchina, c'ha una famiglia, ma come si fa a pagare di corrente tutti questi soldi, aumentato al 100%? Non lo so. Quando poi voi a governo vi dovesse solo vergognare perché di mensile prendete 20.000, 18.000. È una vergogna, guardate, è una vergogna. Allora, il lavoro lo troverai, ci sta una persona che probabilmente hai chiesto o ti deve essere di aiuto, che ti aiuterà. Quindi il lavoro io lo vedo già a partire dal prossimo mese. Va bene, grazie. Auguri. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. Eccoci qua. Siamo in un periodo proprio difficoltoso. Pronto? Pronto, buon pomeriggio, sono Maria. Prego, Maria. Io volevo sapere se prossimamente troverò, anche stesso nel futuro, un lavoro. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Sì, ne ho 48 e sono del segno dei pesci. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Anche tu hai chiesto aiuto a una persona, a qualcuno? In senso di lavoro, Sì. sì, ho detto per esempio a mio cognato, ma anche Sì. voci, capito? Magari Sì. se c'è qualcosa di lavoro, No, mi faccia sapere. io il lavoro lo vedo, però non nel paese dove tu vivi, nella città che vivi, ma fuori vedo uno spostamento. Capito? Su per giù, maestro, quando su per giù? Ma io ti posso dire che sta cosa è imminente, non è lontana. E che tipo di... No, lo vede per caso? No, Cioè, ti prenderei solo in giro. È un lavoro ed è molto vicino, non è lontano. Tramite conoscenza, tramite persona arriverà questa notizia che sta qua, vedi? Ho capito. No, io non la vedo perché io ti seguo. Vabbè, puoi andare a vedere pomeriggio. dopo, puoi andare a vedere la replica su YouTube, quindi al mio canale il maestro Cleo. Ok? Ok, grazie, gentilissimo, buon pomeriggio. Grazie. Su per giù prossimamente allora. Sì, prossimo, è vicino, non è lontano. Vicino. Ok, grazie. Ciao, grazie, bella, ciao. Allora, non vedi i cuoricini, forza? Allora, volevo salutare a proposito dei cuoricini, se c'è in rete, se io non riesco a vedere perché è lontano il mio iPhone. Salutiamo comunque il carissimo amico nonché collega Sergio Zaccariello, quindi
Ciao Sergio, buon ascolto e buona visione. Pronto? Buonasera, maestro Cleo. Buonasera. Allora, praticamente io ho chiamato per quanto riguarda un lavoro Sì, e ma vorrei sapere se dove ho chiamato mi prenderanno. sì. Hanno detto che mi devono chiamare e tutto. Dammi la tua data. Il tuo nome. 20/08/96. Ho chiamato oggi, quindi vorrei sapere, mi hanno detto che mi fanno sapere. Vorrei sapere se questo... Se ti prendono, Sì, fermami quando vuoi. fermo. Senti, le carte mi danno il successo, quindi mi esce che si consulteranno, perché sono più persone, si consulteranno tra di loro e verrai contattata. Però non si sa se inizio, cioè se No. vado o non vado. Verrai chiamata, quindi suppongo che ci andrai, perché mi esce la carta del successo che sta qua. Quindi positività, successo, sta a indicare sicurezza. Continuerò allora con questo lavoro qua. Tu mi hai chiesto se ti chiamano queste persone? Sì. Ti chiameranno. Va bene. Grazie, maestro Cleo. Prego. Ciao. Allora, linee libere 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Io ricevo in provincia di Caserta da vicino solo per lavori da eseguire, non per consulti. Consulti li effettuo telefonicamente al costo di 30 euro, riservatamente telefonicamente. Pronto? Vabbè, togliamo la diretta. Vedete come faccio presto? Voi non mi date ascolto e io vi tolgo la telefonata. Dovete abbassare il volume del telefono per parlare con me, se no c'è il ripetere della mia voce, si sente un caos e non possiamo comunicare. Allora io tolgo la telefonata e facciamo prima. Non mi date ascolto, io non vi posso mica mangiare, assolutamente. Una questione di rispetto. Pronto? Pronto, salve. Maestro, è lei? Sono io, prego. Salve. Senta, io volevo sapere, sono Alessia, e volevo sapere se un mio amico cominciasse a provare qualcosa per me. Allora, il tuo amico quanti anni tiene, che segno è, e tu quanti anni hai, che segno sei? Io 19 anni, Capricorno, lui 18 e Gemelli. Fermami quando vuoi. Ok. Adesso fermo. Ok. No, non vedo questa possibilità perché ci tiene alla tua amicizia e non ha proprio interesse di cominciare una storia con te, però non vuole perderti come amica. Ok. Ok? Grazie mille. Stammi bene. Arrivederci.
Arrivederci. Allora, le linee libere. Salutiamo sempre gli amici che mi seguono da YouTube. Pronto? Cosa vuoi parlare con il mago? Sì, devi abbassare il volume del telefonino, se no ti tolgo di nuovo la telefonata. Ah, va bene. Adesso va bene? Sì, dimmi. Senti, vorrei sapere qualcosa su mio marito, diciamo, se mi tradisce. Chi te lo fa pensare? Diciamo, lo vedo alcuni messaggi che ho letto, diciamo, un po' strano. Diciamo, è quasi un anno che non dormiamo assieme. Lo vedo un po', lui dice di no, però vedo dei atteggiamenti strani, non lo so, non mi... Allora, quanti anni c'hai, che segno sei? Io sono cancro, sono nata 5, 7, 70, e lui 2, aspetta, 19, 2, 62, acquario. Allora, fermami quando vuoi. Ok. Basta. Basta? Sì, un attimo solo. Ok. Allora, ascoltami bene. Ok. Io non voglio fare un'erba, un fascio. Attenzione quando io apro la bocca. Con l'arrivo dei social network, sarebbe Instagram, TikTok, Facebook e via, le zoccole sono aumentate. Capisci? Non capisco che vuol dire. Vuol dire che quando tu vedi tuo marito col telefono in mano a massaggiare questo, quella, sono le solite stronzate, messaggi che riceve. No, aspetta, no, è sul suo telefono WhatsApp. Sì. Io ho letto messaggi, diciamo... Sì, è quello ti sto a dire. Quello ti sto a dire. No, diciamo lo vedo, devo spiegarti, strano, che io proprio pensare anche che aveva un rapporto con un uomo, sinceramente. Addirittura. Sì, perché vedevo messaggi un po' strani, non lo so spiegare, comunque questa cosa mi sta portando poi, diciamo, anche di soldi, non capisco sempre i soldi, comunque non lo capisco, cioè, sinceramente. tu ti stai a fare tanti film in testa, capisci? Ti sto a dire, i messaggi oggi sono alla portata di mano, perché ci sono tante donne che cercano uomini che cercano donne, siamo in un marito. Lo so perché io, diciamo, sono una che sta su diciamo, Facebook, però diciamo su WhatsApp che io, diciamo, ho letto messaggi, come devo spiegare, che anche da uomo, no? A dire allora ci vediamo, poi anche il rimesso di me non ha più quella attrazione fisica, non la vedo. Ti ho capito quello che tu dici, ma perciò ti sto a dire, se mi fai finire ti do la definizione. Vabbè, ok, scusate. Di niente, figurati. Allora, siamo in un mondo, in una gabbia di matti, in una gabbia di pazzi, sì, dove le nuove emozioni li possiamo prendere ovunque. Ho voglia di portarmi a letto una settantenne, vado su Facebook, ce ne stanno a bizzeffe. Ho voglia di provare con un uomo, ce ne stanno un casino. Dipende uno come si sveglia al mattino. Capito? Tuo marito probabilmente c'ha qualche fantasia diversa da altri e probabilmente la vuole mettere in pratica. Che ti posso dire? Quindi il discorso è che se tu sei certo, sei certa, sei sicura delle azioni di tuo marito, e allora lo puoi richiamare, ma solo se c'hai certezza, lo puoi richiamare. No, certezza non ce l'ho,
Ho solo perciò, letto, diciamo, perché messaggi un po' io, strani, all'improvviso esce, io qua le carte non mi danno amanti, tradimenti, però vedo conoscenze, vedo amicizie, ce n'ha. Ma di donne o di maschi? Maschi e femmine, vedo amicizie, ma se ti devo dire che tuo marito c'ha un'altra persona, a me non mi esce. Ti ripeto, ha qualche fan... Perché lui dice che sono io che mi sono fissata. No, non ti sto a dire che tu ti sei fissato, tu magari come donna ti stai a fare la domanda, ma tu sai... Una donna, dico no, ma io non la conosco, dice sempre che non la conosci. Ma sai quanti uomini ci sono che estroversi, con fantasie diverse, con magari altre mogli non si fanno questa domanda. Io no. E tu magari hai capito, però lo vuoi un consiglio? Sì. Non andare al manicomio, non indagare peggiori le cose, l'importante è che si comporta a dovere da un buon marito e tutto quanto. No, diciamo buon marito un po' da un anno adesso che io non lo vedo molto più potente, non si sta più attento, neanche se le funzioni non lo fa, lo vedo un po' distante. Un po' assente. Devi tu fare qualcosa per cambiare o per cambiarlo. Cerchi di cambiare anche tu. Non sono riusciti 25 anni, penso che non ci riuscirò. Gioia mia, qua allora, sai che cos'è? Ti faccio capire una cosa, indifferentemente nella coppia oggi è difficile andare avanti, sai perché? Magari tu moglie hai trovato la stabilità, ti fermi lì, è tutto a posto. L'uomo no, con passati gli anni vuole vivere, vuole provare un qualcosa di diverso, ma anche unitamente alla moglie, cioè voglio dire, perché poi se diventa piatta la cosa, diventa un caos per tutte e due. Vabbè, ma io sono sempre una persona molto sincera, ho sempre detto, se tu ti sei scocciato, possiamo anche togliere, non è che io dico di stare forza con me, però non mentirmi, è solo questo, io non sopporto le bugie. Hai perfettamente ragione, perciò ti ho detto, vedo che lui nega molte cose, io dico perché mi dici le bugie, se io una coscienza politica, se io conosco questa persona, ok, ma non mentirmi. Hai perfettamente ragione, perciò ti dicevo, io amante non ne vedo, ma vedo conoscenze maschili e femminili, quindi ho capito, allora non mi sono sbagliato sopra qua. Che lui ha dei capricci, sicuramente sì. Diciamo che quando non perché lui dice tu sei pazza, ti fai dei film. No. Qualcosa, questo nemmeno è bello però farlo, qualcosa di base che hai pensato esiste, ma non... ma è una persona che va al lavoro oppure quando esce normale? Questo non te lo so dire, però ti ripeto, è una cosa fantasia sua, niente amante, niente che lui c'ha un'altra donna che non mi ha mai tradito, però nei suoi pensieri ci sta questo. Esatto. Non conosce donne, non conosce donne maschi. Ma oggi ti ripeto, sì, per conoscere una persona non è che ci vuole chissà che, No, vabbè, no, perché lui accusa me, dice che sono io quella che la più vabbè. Vabbè, ma io niente dico, se volevo fare un matrimonio così, litigare ogni tanto, è meglio che uno sta da sua. Se tu non ci tieni più per me, è stato buono. Se ci ammazzate buone. Ma è chiaro, ma nella coppia se si è collaborativi, se si è, voglio dire, si può vivere tranquillamente felicità. Ma sì, è normale, perché se uno deve litigare tutti i giorni, pure per i figli, a un certo punto che basta parlare chiaro ed essere complici, tutto qua. Perché io non meno più su essere innamorato di me, questo che vedo strano, si dimentica tutto. Mi ha abbandonato oggi che io ho un problema mio di salute, mi ha abbandonato proprio, e là ho visto il distacco, allora dico vabbè. La vita è un manicomio, amica mia.
Lo so. Ma io penso che la vita se una cosa non va meglio staccare. Vabbè, lui comunque diciamo che non mi ha tradita, però ha conoscenze, come dicevo io. Sì, ha qualche pallino in testa che vuole mettere in pratica. Vabbè, io volevo parlare di lui, che lui veniva, diceva, a me mi tira a casa, bella bella, il buongiorno, ho capito. Giusto? Vabbè, grazie. Ciao, stammi bene, ciao. Arrivederci. Amici miei, la vita è un manicomio, mamma mia. Veramente, siamo in una gabbia di matti. Io non riesco più a capire l'essere umano. Allora mi dovete chiamare con il numero normale, non con WhatsApp, se no arrivano le telefonate sotto e non posso rispondere, grazie. Eppure ci sono i numeri privati. Eppure esistono i minuti gratis. Pronto? Pronto? Sì, mi dica. Pronto? La sento, pronto? Buonasera. Devo sapere un po' tra me e mio marito, anche economicamente, se possibile. Allora, in famiglia, economicamente. Mi dite l'età, il segno zodiacale? Allora, io sono Leone, mio marito è Leone. Anni? Io 48, mio marito 58. Vediamo. Fermatemi quando volete. Va bene. Basta. Ok. Da dove mi state chiamando, signora? Da Sorrento. Sorrento, bello Sorrento. Signora, allora effettivamente c'è, diciamo, alla base un periodo un po' negativo, però deve abbassare il volume, signor, se no non si sente bene. Quindi c'è un periodo un pochettino no, economicamente parlando, e per quanto riguarda la fortuna in genere. Quindi che vi state già a preoccupare, sono 5 mesi buoni. Però ci sarà una ripresa man mano, attenzione. Ci sarà una ripresa economicamente parlando, e vedo anche un certo tipo di aiuto per un progetto che voi in famiglia vorreste vedere realizzato. Mi avete capito? Sì, no, perché mio marito non lavora più, lavorava da 20 anni da pesca e non lavora più, lavora così. Saltuariamente. Sì. L'ho visto. Ci sarà un aiuto, signora. Ci sarà di lavoro per lui. Sì. Vedo una persona che le darà un aiuto collaborativamente. A me e lui, troppo. No, signor, voi state, grazie di Dio, siete una coppia di... Va bene, così, ma perché questo fatto ci porta poco stress. Signora Bella, avete perfettamente ragione, però non vi dovete deprimere, sapete perché? È un periodo nero per tutti. No, perché avevo pure 2 ragazzi, spese ci sono. Avete ragione, io dico che vi riprenderete, non vi preoccupate. Vi ringrazio. Dovete aspettare tutto questo mese di maggio, già da giugno uscirà qualche novità. Va bene. Vi ringrazio. Di niente, arrivederci. Signora. Buonasera. Buonasera.
Allora, andiamo a salutare l'amico Massimo che ci segue da YouTube, che scrive: buon pomeriggio, ho visto i filmati di qualche anno fa su Canale 5, era un pochino più giovane. Massimo, un pochino più giovane, e lì avevo bei anni, un po' di meno, Se parli di Canale 5 da Barbara D'Urso, no, avevo l'età avanzata, Era da Ada Dausanio che avevo i miei 28-30 anni. Adesso mi sto facendo un po' vecchiarello. Sì, a Canale 5 avevo già i 50 e passa. L'età passa. Allora, amici, mettete il seguo, è importante mettere il seguo ed essere follower del sottoscritto. Quindi più ne siamo, meglio è. Se poi amate seguire i cartari, se amate seguire i cartari, fate così, girate sul monitor, a quest'ora stanno un sacco di loro con le carte in mano a raccontarvi tante belle barzellette. Se invece vi piace la mia live, mettete il seguo. Sarete aiutati e protetti attraverso preghiere di aiuto. Ok? Allora, vediamo, linee libere, vediamo 345 630 81 72. Ci sono persone che mi chiamano durante il giorno per dirmi: signor Cleo, io vi seguo perché mi mettete tranquillità addosso. Io vi ringrazio, perché vuol dire che quello che io faccio lo faccio con amore, con esperienza e con professionalità. Non sono uno schizofrenico, perché qua io ne vedo tanti di schizofrenici con le carte in mano, ma mamma mia, sono una persona tranquilla e positiva. Allora, 345 630, sì, dice Massimo dall'Ausanio. Sì, dall'Ausanio è Rai 2, dico bene, Rai 2 al posto tuo. E lì c'avevo 28 anni, Massimo, c'avevo 28 anni, Rai 2, Ada Dausanio al posto tuo. C'avevo 28 anni. Oggi ce n'ho 63. Vallo a raccontare a queste persone che mi seguono chi è Cleo e da quanti anni faccio questa attività e quanti sensitivi e veggenti vedete e avete mai visto a Rai 2, Canale 5, Rai 1, Italia 1, Rai 3. Pochissimi. Parliamo di alcuni più grandi, ma del mio settore quasi nessuno, se non prestigiatori. Ma c'è stato un periodo che, quando facevano qualche trasmissione su Rai e Mediaset, chiamavano il sottoscritto. Come pure ho fatto 2 volte la vita in diretta. Quindi devo dire che non mi devo lamentare, perché ho fatto un bel cammino del mondo esoterico, ho fatto la storia della vera magia. Se parliamo del 1995, stavo su tutte le TV locali e nazionali.
quindi con il mitico 144 all'epoca, quindi voglio dire, sono stato un po' colui che ha fatto storia e che si è fatto avvalere con la vera magia e la vera spiritualità. Unitamente a quell'epoca, lo dico perché mi sembra che lo intravedo, l'amico Sergio Zaccariello, unitamente a quell'epoca usciva anche lui come sensitivo e veggente, uno dei pochi che io ho dato, o meglio dire, uno dei pochi che io ho dato valore, perché c'ha veramente da dimostrare, c'ha veramente da dare, c'ha veramente qualcosa che lui può dare al popolo. E è uno dei tanti che nasceva in quel periodo, poi si è fermato e ricominciato, si è fermato e ricominciato, mentre io ho seguito sempre quel percorso lì. Quindi, come vedete, quando c'è da parlare bene di qualche collega, lo si parla bene, perché chi merita, merita. Chi non merita, ed è una chiavica, è una chiavica. È inutile portarlo per le lunghe. Allora, 345 630 81 72, ancora 15 minuti in mia compagnia prima di salutarci. Forza e coraggio, andiamo avanti. Eh sì, Massimo, molta esperienza. Che dice Luigi Galla, ma credete ancora a questi? Ma no, Luigi, nessuno ti dice di credere, attenzione, non credere assolutamente, anzi, vai in chiesa, vai a pregare e vatti a sentire il prete quello che ti dice. Non credere a me, non credere a chi esercita questa professione, ok? Non ti preoccupare, nessuno ti obbliga, ma rispetta l'idea degli altri, ok? Allora, 345 630 81 72 per chi desidera parlare col maestro Cleo qui presente. Vediamo chi desidera parlare con me. Ce ne sarebbe da parlare, veramente, ce ne sarebbe da dire, ma meglio che mi sto zitto, perché meglio stare zitti. Pronto? Pronto? Sì? Sì, sono Massimo. Ciao Massimo. Salve. Sì, senta, ho telefonato tempo fa e ho chiesto che per il lavoro e lei mi ha detto verso maggio ci poteva essere qualche cambiamento. E volevo sapere se era confermata questa cosa oppure... Andiamo a vedere se è vicino o ancora lontano, ok? Infatti. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Grazie. Sono il 66 bilancio. Ok, fermami quando vuoi, grazie. Ok, un attimo solo. Sì, infatti non è lontano, però non è nel tuo paesino dove vivi, voglio dire, nella tua città. Lo voglio precisare. Nessuno ti dice Gioia mia, vieni a lavorare, te lo devi cercare, punto 1. No, ma io già lavoro però. No, ti sto a dire, è vicino sta cosa, non è lontana. Che può succedere vicino nel tempo, lei dice questo qua. Sì. Però mi devo spostare per questa cosa? Sì, perché mi esce lo spostamento, la carta del viaggio, quindi suppongo che sia
non nel tuo luogo dove no, vivi. Perché io pensavo che era un avanzamento, cioè una carriera, un avanzamento di carriera, invece no. Io ti sto a dire il lavoro, non ti sto a dire né come né quando. Ecco. Esiste, non è lontano, questo miglioramento lavorativo, chiamiamolo così. Cioè che non è lontano, lei dice sì. È giugno, maggio. Molto vicino. Entro questo mese, secondo lei? Questo mese, fine mese, questo è il periodo, ok? Però mi dovrò spostare per fare questa cosa? Sì, devi avere uno spostamento. Ecco. Vabbè, tanto ormai siamo abituati a tutto. Purtroppo siamo in un periodo che non va come dovrebbe andare per tutti. Perciò è più difficoltoso, secondo lei, il periodo questo qui allora che viene? Ma allora è un periodo difficoltoso non solo per te ma per tutti, capisci? Quindi deve finire quest'anno di cacca per iniziare un anno molto più positivo per tutti. Quest'anno qua è un anno che purtroppo ci sta portando in balia un pochettino a tutti. Scusi, è un'altra cosa, ma perché mi devono spostare proprio a me? Perché è una cosa... Cioè, perché è un'azienda grande, voglio dire. Ma probabilmente servi per le tue capacità altrove. Te l'hai fatto questa domanda? Non so, ma perché non tengo tanto valorizzato, in effetti, sono tanti anni. Non è vero. Non è vero. Sembra sempre che uno tiene il lavoro per i denti, voglio dire. Non ti preoccupare, abbi fede. No. Ok. Grazie. Ciao. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora vediamo un pochettino dei commenti, ma per favore serio, veramente quello che dici stavi in social, ovvio vado in chiesa, ma mai a sentire voi. Ai, vabbè, lasciamo perdere i tanti commenti, lasciamo perdere Francesco, rispettiamo le idee degli altri. Maestro Leo. Sì, un attimo in linea. Allora, carissimo amico Francesco, rispettiamo le idee degli altri. Purtroppo nella vita bisogna dar ragione a tutti, bisogna rispettare a tutti, vivere e lasciar vivere. La risposta se la dà da sola l'amico, non ti preoccupare. Pronto? Maestro Leo, ciao. Sono Michele. Michele, da dove ci chiami? Dalla Sicilia, ti avevo chiamato l'altra volta già. Dimmi. Ho avuto problemi con mia moglie e in pratica sono uscito di casa, ora però vado a casa, vado a trovare ancora tutto e mi ha detto, dice, dammi un mesetto, però io sto soffrendo maledettamente, sto morendo perché non mi ha lasciato, però dice stiamo un mese separati. Ora mi ha detto che sabato mi danno forse un po' di aria che forse mi fa entrare sabato. Vorrei vedere quando vado a casa di mia moglie, quando mi diceva ancora, e allora mi vuole ancora tanto bene. Vediamo, dammi la tua data di nascita e quella di tua moglie. 9678 31 578. Fermami quando vuoi. Sì, maestro mio. Basta, maestro. Ok. Allora, carissimo Michele, non ti preoccupare, le cose si aggiusteranno, però devi farti vedere anche tu un po' cambiato. Cerchi di essere un po' più partecipe, cerchi di cambiare un po' carattere, cerchi di essere un po' più uomo in te stesso, cerchi di dimostrare
alla famiglia che ci tieni, capisci? Ci sono tutte una serie di cose che tu vieni a... lo so, te lo sto a dire, ci sono tante cose che viene a mancare, ti sei fatto... Allora, devi mettere da parte la cattiva compagnia, Michele. Ok. Devi mettere da parte la cattiva compagnia. A te ti ha rovinato la cattiva compagnia. Sì, sì. E stai perdendo a tua moglie. Che può fare? La verità dici. E lo so che dico la verità, mica vendi carciofi. Lo so, hai ragione. Tu sei una persona che mai e poi mai hai detto a tua moglie ti voglio bene o ti amo. Ha buttato mai a mangiare una pizza a tua moglie? Sì. E mo che tu? Hai ragione, maestro, hai ragione. Devi farti vedere cambiato. Più o meno quando se ne parla di tornare di nuovo assieme? Tornerete insieme, però ti ho detto, comincia a mandare, la devi sorprendere, comincia a farti vedere cambiato. Vai dal fiorai, mandaci delle rose. L'ho fatto ieri. Bravo. Mandagli la colazione a letto al mattino. Devi sorprenderla. Capito? Ok, non ti preoccupare, tornerai insieme. Grazie maestro, un abbraccio, un bacione grande, grazie. Ciao Michele, ciao, buone cose. Ti voglio molto di bene. Ciao, grazie di cuore, grazie. Allora. 345 630 81 72 per chi desidera parlare con me. Mancano 5 minuti. Voglio ancora salutare tutti i miei seguaci che mi seguono su YouTube, i bravi, i meno bravi, non ci sono problemi. Io voglio bene a tutti e rispetto tutte le idee. È chiaro? Quindi chi crede, chi non crede, ognuno nella vita. Però non critico a nessuno, assolutamente. Perché io ho una risposta a ogni vostra domanda. Quando si ha a che fare con la Chiesa, diciamo così, i preti dicono non andate dai maghi, non andate dai cartomanti. Tra i miei clienti, pronto un attimo, tra i miei clienti c'ho anche preti, clienti miei, lo dico, perché è la verità. Ma ciò non cambia che siamo nemici, no, assolutamente. Io ho un gruppo di preghiera, prego per cavoli miei e credo a Gesù, a Dio, però prego per fatti miei, non voglio avere a che fare con nessuno. Se questo è un pecco o sto sbagliando, ditemelo, punto, è così semplice, è chiaro? Non vedo niente di strano, perciò rispondevo l'amico di prima. Pronto? Ultima telefonata, pronto? Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio, prego. Senti, io volevo sapere, siccome con i genitori di mio marito noi non ci parliamo, sì, però c'è un amico di famiglia che fa spesso delle telefonate a mio marito, ritornando sempre, diciamo, sugli stessi discorsi di quello che è successo con i suoceri. Volevo sapere se loro stanno tentando tramite questo amico, diciamo, riavvicinamento o non so, qualcosa. Allora, vediamo un po'. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io 31 cancro. Tuo marito? 36 scorpione.
Vediamo cosa sta succedendo. Fermami quando vuoi, grazie. Stop. Tornerà la pace, stanno facendo in modo di far tornare la serenità. Tramite questo amico? Sì, stanno a mettere a buona parola, si dice a Napoli. Ok. Sì, perché diciamo questo amico ha più contatti con mio suocero, quindi sì. diciamo sa bene la situazione sì. che c'è. Ma sì, è chiamare mio marito. È meglio che fate pace tutti. Non cambia niente, amica mia. Lo so, però quando fai tante volte pace poi... Allora, io sono dal parere che lascio sbagliare per 3 volte. Uno... sono successe più di 3. E allora mandala a fanculo. No, ma infatti li abbiamo mandati e loro però continuano a criticarci, diciamo. Perché io dico sempre, io personalmente, può essere mio padre, può essere mia figlia, può essere chiunque. Se sbaglio per 3 volte, con me hanno chiuso. Infatti. Io sono fatto così, io sono duro, Io rispetto... Anche noi, anch'io. Io ho dato tante possibilità. Bravo. Anche allora, per il bene di mio marito. Ascoltami, però... io sono una persona che nella vita tu non immagini nemmeno il bene che io ho fatto alle persone. In famiglia e fuori famiglia. Ho sempre aiutato a tutti, però sono una persona brava, sono sempre disponibile con tutti, però non amo la cattiveria. Infatti. Allora, quando poi qualcuno pensa di essere furbetto, pensa di avere più capacità e pensa di prenderti in giro, e allora lì scatta la molla amica e dico, mo basta, chiudo. Sa qual è il problema, maestro? Che vorrebbero comandare in casa mia. E non va bene. No, non va bene. Ognuno comandi in casa sua. Perché mio marito, io ho detto, l'ho lasciato libero di decidere, tu fai quello che vuoi con i tuoi genitori, sei liberissimo di fare ciò che vuoi. Allora, sbagliare è umano, attenzione, sbagliare è umano, ma se poi è un vizio diventa cattiveria, perché se tu sbagli una volta e io ti richiamo e ti faccio capire che hai sbagliato e poi mi fai lo stesso sbaglio, allora vuol dire che non sono più sbagli, tu c'hai proprio la testa a vuoto a perdere. Il problema è che non sanno chiedere scusa e non riconoscono i loro sbagli, si sentono dalla parte della ragione. Quindi sapessi quante persone che conosco che la fanno, che la pensano allo stesso modo, che non sanno cosa vuol dire la parola ho sbagliato. Quando ne conosco. Ho capito, ma lei vede il pacificamento, quindi? Io vedo un pacificamento, sì. Ok, ma è lontana questa cosa o... Non te lo so dire, però vedo pacificamento. Va benissimo. La ringrazio, maestro, gentilissimo come sempre. Grazie. Ed era l'ultima telefonata. Stop con le chiamate, ci resta solo giusto il tempo di salutarci. Allora, io vi ringrazio, salutiamo prima il pubblico di YouTube che ha partecipato oggi. Allora, salutiamo l'amico Francesco, Massimo, anche l'amico Luigi Gallo, non fa niente che non creda a queste cose, ma guardate che Luigi Gallo che va a scrivere, no? Sentite anche voi, no? Dice Luigi Gallo su YouTube, ma per favore, se eri veramente quello che dici, stavi sui social, ovvio, vado in chiesa, ma mai a sentire a voi, per favore. Ok, allora, e io ti rispondo, l'amico Luigi,
sto sui social perché la televisione la vedono solo persone come te. Sei rimasto all'epoca di Pappagone. Oggi la televisione, come vedi, non la vede più nessuno. Stanno tutti con i telefonini in mano. Funziona il social. Io mi sono adeguato, ho fatto un passo avanti nella vita sociale, mentre tu sei rimasto sui tempi di Pappagone. Io ho fatto un passo avanti, sto sui social e mi sono un pochettino, diciamo, emancipato. Tutto qua. Nulla togliere alla tua stare indietro con i tempi. Ok? Un bacio forte forte, continuo ad andare in chiesa e mi raccomando, sta a sentire i preti. Va bene? Un bacio, ciao, state buoni e salutiamo a tutti. Usciamo dalla live.